Cosa deve essere la provincia per lei, se deve essere? Beh, deve essere un ente pubblico capace di dare risposte e di avere dei rappresentanti politici a cui bussare la porta se una strada provinciale non è oggetto di manutenzione, se una scuola, come purtroppo accade anche nei nostri territori, è malmessa e ha delle difficoltà strutturali, e persone a cui bussare la porta se il trasporto pubblico, magari quello in cui la provincia ha anche particolare competenza, non funziona. E io credo che questo serva ai cittadini, e questo può essere garantito soltanto da una riforma delle province che tornino ad essere enti di primo livello. Sappiamo che la famosa riforma del Rio ha voluto, nell'ottica poi di cancellarle, ma il problema è che la cancellazione poi non c'è stata, creare questa forma anonima di province in cui di fatto hanno particolari competenze ma non hanno particolari risorse, le hanno avute solo col PNRR, ma adesso torneranno ad avere il problema di prima, e questa formula non sta dando risposte. Oggi se chiediamo ai cittadini a casa che è il loro consigliero, o che anche in certi casi addirittura il presidente della provincia, manco lo sanno, no? Ma questo è indicativo, non è colpa dei cittadini, è colpa di un modello che non funziona. Le province, così come sono oggi, sono dei modelli che purtroppo non performano come dovrebbero. Ovviamente il Friuli l'ha potuto fare, è una regione a statuto speciale, può fare questo tipo di operazione, noi non possiamo farlo perché siamo una regione a statuto ordinario e bisogna fare una legge nazionale. Io sono primo firmatario di una legge che richiede di far tornare le province a enti di primo livello.